Tutto pronto per la terza corsa, una prova per cavalli di 3 anni, non vincitori di 4.000 euro in carriera. Prova inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, sono in 11 dietro le ali dell'Autostart. 1 Elite Step Francesco Virzi, 2 Electra Lam Salvatore Cintura, 3 Evidence Firm Marco Stefani, 4 il Diablo K Antonio Di Nardo, 5 il Fiore Light Manuel Pistone, 6 Elodie Cage Horse Roberto Vecchione, 7 Avalanche Vic VP dell'Annunziata, 8 Explosive Girl LF Francesco Facci, 9 Endira Lorenzo Baldi, 10 Excellent Caraf Francesco Tufano, 11 Erin Letiz Natale Cintura. Autostart che prende velocità, problemi per Endira. E allo stacco Elodie Cage Horse cerca di prendere il comando, c'è la rottura per un attimo di Evidence Firm che si riprende al volo e sfila al comando Elodie Cage Horse. Evidence Firm in seconda posizione, in terza c'è Eli Step, quindi Electra Lam, mentre cerca di puntare in avanti Erin Letiz. Primi 200 metri se ne sono andati in 15 Numero 5 il Fiore Light ha squalificato. sbagliato Explosive Girl Numero LF 8 Explosive Girl LF squalificato. che finisce a tabellone e così dopo 400 metri di corsa in 38 è in vantaggio Elodie Cage Horse nei confronti di Evidence Firm. Al largo Erin Letiz, la sbaglia anche Eli Step, cerca di guadagnare Numero posizioni. 1 Eli Electra Step Lam che squalificato. precede Excellent Caraf, poi Avalanche Vic. I 600 metri, una frazione in 15,9. È il passaggio davanti alle tribune. Guida Elodie Cage Horse nei confronti di Erina Letizia al largo. Seconda posizione alla corda sempre per Evidence Firm. Seconda pariglia per Electra Lam che precede Excellent Caraf. Avalanche Vic che guadagna posizioni lungo lo steccato e figura terza di dentro. Prova a venire via al chilometro Excellent Caraf che sposta dalla terza pariglia. Sbaglia anche Erina Letizia, corsa a eliminazione. Il chilometro Numero 17,2. 11 Erin Letiz Con squalificato. Elodie Cage Horse che guida nei confronti di Evidence Firm che si prepara a spostare al largo. Numero 2 Electra Lam squalificato. 400 metri dalla conclusione è in vantaggio Elodie Cage Horse nei confronti di Evidence Firm che prova ad arrivare al largo, poi Excellent Caraf ed Avalanche Vic a 300 metri dalla fine è in vantaggio Elodie Cage Horse, prova al largo Evidence Firm in mezzo alla pista Excellent Caraf, la retta d'arrivo con Elodie che si difende da Evidence Firm, Excellent Caraf che prova ad ingambarsi, Elodie Cage Horse che riparte allo steccato, Excellent che si ingamba ma forse un po' tardi, Elodie Cage Horse che nel finale si salva da Excellent Caraf. Al terzo posto Evidence Firm, 32 ad arrivare, 1.16.1 ragguaglio cronometrico, tutti i parziali costanti, una cavalla di passo Elodie Cage Horse, la figlia di Lovio e Francisca Scage che si impone in percorso di testa nei confronti di Excellent Caraf che finisce forte al terzo posto. Evidence Firm, le altre molto più indietro. La vittoria per Roberto Vecchione, il team Elert e la scuderia Le Tagliate per Elodie Cage Horse.